perché è quell'inghippo del 31 gennaio che posticipa molto. Io ce l'ho già in consiglio, la porto il 31 di ottobre, così anticiperemo di 4 mesi i soldi. Perché sì, no, 31 di ottobre dell'anno prima, non il 31 gennaio. Perché? Perché la legge diceva questo, non preoccupandosi di tutto quello che veniva, perché fatta prima del patto di stabilità. Io ho individuato dove c'è il problema, neanche quest'anno ce la faremo fino in fondo, ma dal prossimo anno saranno tutti regolati, perché se la approviamo adesso il tempo è già passato il 31 ottobre dell'anno in corso. Però stiamo tentando di correggere una serie di errori che per anni nessuno li ha mai visti, li ha visti Sernagiotto in 6 mesi di assessorato. Noi riteniamo che qui la politica debba farne una questione di priorità, ovvero sia quello che si taglia non può essere l'istruzione, non può essere la scuola, non possono essere le scuole materne, che qui sono paritarie, per cui dobbiamo garantirle. Allora io credo che si debba, prima di tutto garantire il pagamento di quanto spettante e quindi immediatamente attivarci affinché il pagamento avvenga all'interno dell'anno di riferimento. Secondo, che si metta nella condizione gli istituti di avere garanzia per tempo, quindi un convenzionamento in buona sostanza che garantisca queste istituzioni dicendo loro avete a disposizione di certo questa somma per il 2011, per il 2012, per il 2013. Questo per permettere una ordinaria capacità di riuscire ad iscrivere i bambini, ad iscrivere i ragazzi, a mettere in piedi un'istituzione che funziona e anche a coprirne i relativi costi nel tempo.